Ciao ragazzi, oggi sono venuto in Lessinia perché voglio invitarvi a Friendship, un evento molto particolare di cui tra poco vi parlerò, ma che ha per oggetto uno dei simboli della montagna veronese, ovvero la pecora brogna. Questa razza autoctona che ha garantito la sopravvivenza per intere generazioni di abitanti della Lessinia e che oggi è stata riscoperta. Pensate che fino a qualche anno fa era dichiarata specie in via di estinzione, mentre oggi, grazie al lavoro dell'Associazione della tutela per la pecora brogna e degli allevatori soprattutto, è diventata una razza a diffusione limitata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se fino a qualche decennio fa ne sopravvivevano poche centinaia di esemplari, adesso siamo a qualche migliaio, garantendo così un futuro a questa razza e anche le attività che vi sono legate. Piano piano la pecora brogna sta diventando un elemento identificativo della Lessinia, secondo me, nel senso che è una razza ovina autoctona, quindi una razza che c'è solo in Lessinia quasi, perché diciamo che l'80% degli allevamenti si trovano proprio in Lessinia. È una razza cosiddetta a triplice attitudine, quindi produce latte, che però viene destinato prevalentemente per l'alimentazione degli agnelli, produce carne naturalmente e poi la sorpresa, che ormai non è più sorpresa da 10 anni a questa parte, è il discorso legato alla lana. E con la lana facciamo un grosso lavoro di associazione, perché ogni allevatore da solo non riuscirebbe a fare assolutamente nulla della sua lana, anzi sarebbe un problema perché comunque dovrebbe smaltirla e spendere anche denaro per togliersela di mezzo. In realtà da quando si è costituita l'associazione uno degli obiettivi è stato proprio quello di valorizzare e di trovare un modo per proprio dare valore a questa materia prima. E ora vi faccio conoscere, o meglio vi faccio vedere un esempio di che cosa significhi lavorare la lana di pecora brogna. Quando sono andato a intervistare Cristina nel suo laboratorio a Molina, un laboratorio nuovissimo e molto bello, aveva già preparato parecchie ore prima l'infuso di indigo, e l'indigo è una pianta dal forte potere tintorio che conferisce una tonalità bluetta a metà fra viola e blu, indigo indaco in sostanza. Ebbene, ho assistito alla colorazione di alcune matasse che Cristina aveva precedentemente preparato. Nella prima immersione ha usato delle matasse bianche e il procedimento è molto semplice. È una pura immersione di circa un quarto d'ora all'interno del contenitore dell'infuso. La sorpresa è l'uscita perché, grazie all'ossidazione, la colorazione verdastra assunta dalla lana appena estratta in pochi secondi diventa blu, tendente all'ottanio. E tutto avviene naturalmente. E l'effetto è ancora più sorprendente quando Cristina immerge delle matasse gialle. Dopo il tempo di posa, i canonici 15 minuti, all'estrazione avviene ciò che succede normalmente con le tempere, ovvero l'unione del giallo con il blu. La lana diventa verde, un bel verde che poi viene fissato grazie a una successiva immersione nell'acqua. Ma questi ovviamente sono soltanto 2 esempi di quanto si può fare con la lana. Cristina coltiva le sue piante coloranti, quindi tutto il processo è naturale. Ma nel weekend di Friendship, dal 14 al 16 aprile, ci sarà spazio anche per la conoscenza materiale, per avvicinare il mondo degli appassionati e delle appassionate alla lana. E lì ci sarà un'ispirazione importante che sarà data da una figura che ha dato molto nel campo della concezione del come si lavora la lana. L'ispirazione è Elisabeth Zimmermann, che con la sua passione per la maglia e il suo lavoro ha sdoganato le difficoltà che le persone incontravano, rendendola attuale e rendendo attuali anche capi tradizionali lavorati
per esempio in Europa. In occasione di questo workshop faremo conoscere, credo, il suo capo più iconico, che è la Baby Surprise Jacket. E surprise perché nel momento in cui si lavora non si capisce cosa diventerà, però poi bastano 2 cuciture e diventa un giacchettino veramente carino. La lana di pecora brogna è bellissima da lavorare, è morbida, è rustica allo stesso tempo e si presta a tante lavorazioni, non so, per esempio anche a dei guantini di ispirazione norvegese, come questo, oppure anche a scialli leggeri e caldi allo stesso tempo, come questo modello di Elizabeth che si chiama Moebius. Può essere adatto anche alle lavorazioni a macchina, di maglieria a macchina, come il giacchettino alle tue spalle, oppure anche per farsi maglioni o capi di abbigliamento, gilet, scialli, cappelli, berretti. Insomma, grazie al lavoro dell'associazione, la lana è tornata ad essere veramente un simbolo della Lessinia. Per il latte, anche se questo viene dato prevalentemente agli agnelli, ma è importante per il ripopolamento di questa razza, per la carne e poi per la lana. Si è così innescato un circolo virtuoso in grado di rimettere in moto un'economia che si era sopita e che invece ha innescato delle nuove opportunità. Praticamente si parte da un retaggio antico per crearsi delle nuove opportunità per il futuro. 10 anni fa poche persone conoscevano la pecora brogna, oggi se ne parla sempre di più e sempre più persone, soprattutto nella zona di Verona, ma non solo, conoscono, sanno che c'è questa pecora, sanno quali sono le problematiche che i piccoli allevatori possono incontrare. Il fatto di allevare una piccola razza locale sicuramente non è vantaggioso per certi aspetti e quindi diciamo le difficoltà sono maggiori, però il grosso valore è proprio quello di innanzitutto è un grandissimo valore di biodiversità. Una piccola razza ha in sé delle caratteristiche che razze invece più diffuse, più conosciute, più allevate, perché magari più produttive non hanno. Quindi è importante farla conoscere, ma soprattutto far conoscere la realtà di questi allevamenti. Se volete conoscere meglio il programma di Friendship, vi consiglio di andare a cercare la pagina Facebook dell'Associazione Tutela della Pecora Brogna della Lessinia, oppure di contattarli direttamente. Vi ricordo inoltre che tra qualche giorno pubblicherò un altro video dedicato alla branca che ancora non ho approfondito, ovvero quello della carne, del cibo. E lì ci penserà Aurora a svelarci i segreti di questa carne buonissima. Quindi continuate a seguirmi.